14 comuni dei Colli Iberici che saranno attraversati dalla 13ª tappa del Giro d'Italia. Opportunità e vetrina per il territorio. Si stima che il passaggio dei campioni del Giro d'Italia sulle strade dei colli richiamerà 500.000 di spettatori che avranno la possibilità di vivere il Giro a Vicenza e nei comuni limitrofi anche nelle settimane di avvicinamento alla corsa. Quando una città come Vicenza si candida al Giro d'Italia e ha una visibilità come quella che il Giro d'Italia dà, vuole ovviamente regalare la miglior cartolina, la migliore immagine, e Iberici, soprattutto per il mondo degli appassionati delle due ruote, delle bicicletta, è il palcoscenico ideale, quindi sì, sarà la tappa dei Iberici. Il nostro territorio è ricco di bellezze, bellezze naturalistiche, architettoniche, ricco di enogastronomia, per cui questa è una vetrina internazionale a cui noi puntiamo per farci conoscere e quindi poi avere anche un ritorno dal punto di vista economico legato al turismo. Traguardo a Monteberico, ma negli ultimi chilometri di tappa si entrerà nel territorio dei Colli Iberici, proponendo un finale mosso, adatto ad attaccanti che vorranno provare ad anticipare il gruppo ed evitare la volata. Un evento sportivo ricco comunque di storia, passione e tanta energia. Sarà un orgoglio e un'emozione per tutti i vicentini vedere la corsa rosa attraversare le nostre strade, le strade dei nostri territori, e sarà davvero un'occasione unica per valorizzare il nostro territorio, le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche e farle vedere agli occhi del mondo. Amministrazioni già a lavoro per prepararsi al passaggio della Carovana Rosa, per rendere il 23 maggio una festa per appassionati e per mettere in mostra le bellezze locali. Per noi sindaci dell'area iberica è veramente un'occasione importante anche far conoscere il nostro territorio, e quindi siamo ben felici che il Giro d'Italia passi nei nostri comuni ed è un'occasione appunto per valorizzare l'area iberica.